Rifugio Adriana, Malghe Moline, quota 1740. Guardate che scenario meraviglioso, una giornata di sole veramente stupenda. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori pronti a un nuovo viaggio con Viaggiando e Viaggiando, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Protagonista quest'oggi naturalmente ancora l'altopiano di Asiago e dei 7 comuni, quindi la provincia di Vicenza e il Veneto. Tutto questo tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Io ho il piacere di ritrovare a distanza di una settimana Gianni Frigo, guida naturalistica ambientale. Diciamo la verità, noi abbiamo fermato la registrazione una settimana fa, però siamo partiti qualche ora fa da Campomulo e al centrofondo Campomulo per un'escursione con la motoslitta e siamo arrivati a Rifugio Adriana, Malghe Moline, a quota 1740. Una giornata di sole talmente bella che abbiamo deciso appunto di continuare di proporre ai nostri telespettatori un'altra puntata. E vogliamo ricordare comunque dove ci troviamo in questo istante da un punto di vista geografico? Allora, dal punto di vista geografico siamo sulla parte settentrionale del massiccio dell'altopiano di 7 comuni e siamo entrati in quella fascia di vegetazione che viene definita fascia mesalpica. È quella che sente meno l'influsso delle correnti meridionali calde e umide che salgono dall'Adriatico e dalla pianura e che quando arrivano qui hanno già scaricato nell'innalzarsi verso diciamo così, i monti meridionali dell'altopiano gran parte della loro umidità. Infatti si vede che il tipo di vegetazione è cambiata perché qui abbiamo condizioni di siccità più prolungate e soprattutto la distribuzione delle precipitazioni completamente diversa da quella che è invece la parte esterna dell'altopiano, quella che dà verso la pianura, la fascia cosiddetta esalpica. Basta guardarci intorno, ci accorgiamo che l'abete rosso è stato in parte sostituito dall'arice che ricordo è una delle poche conifere che perde gli aghi durante il periodo invernale, l'unica in Europa, e lo vedete guardandovi intorno in quanto è molto evidente il fatto che non c'è la copertura verde che invece normalmente esiste in estate. Questa perdita delle foglie, degli aghi sarebbe meglio dire in questo caso, è conseguente a un adattamento secondario dell'arice. In pratica, siccome cresce sempre al limite superiore della vegetazione, è una pianta pioniera, si trova quindi in condizioni tali per cui nell'ambiente in cui riesce a svilupparsi molto spesso ci sono movimenti di masse nevose, soprattutto durante il periodo primaverile, quando l'innalzamento termico fa sì che la neve si impregni di acqua e questo faccia da fluidificante per lo spostamento delle masse nevose. Il risultato pratico è che avere gli aghi e avere ad esempio rami resistenti, cose che invece l'arice non ha, si spezzano subito i rami dell'arice, creerebbe un effetto vela che schianterebbe la pianta. Per questo motivo l'arice, per adattamento quindi secondario, ha perso gli aghi durante il periodo autunnale e li riformerà durante il periodo primaverile, ma passa tutto l'inverno senza avere questa trattenuta di neve sulla chioma che altrimenti porterebbe alla morte della pianta.
Che il movimento della neve persiste in questo ambiente durante il periodo primaverile lo vedete perché vedete anche molti tronchi sciabolati, cioè con la curvatura alla base. Questo deriva proprio dal fatto che la neve bagnata tende a scendere portata in basso dalla gravità, la pianta viene piegata dalla spinta della neve e poi reagisce accrescendo in maniera maggiore la parte che sta verso il basso, riportando il fusto verso la verticalità. È un sintomo evidente del fatto che un bosco di larice non dà nessuna garanzia rispetto alla protezione da valanga. Qui intorno quindi non è un posto sicuro quello in cui c'è un bosco se questo bosco non è di abete rosso ma è di larice. Completamente diverso il discorso dell'abete rosso, siccome appunto persiste con la copertura degli aghi, trattiene molta più neve e dove riesce a svilupparsi significa che il movimento della neve è comunque molto lento o comunque non significativo. Geologicamente che tipo di sottosuolo c'è qui in questa zona? Allora, qui siamo nella parte più alta dell'altipiano dove emergono i calcari grigi, perché la serie stratigrafica, partendo da quelle più profonde, sono le Dolomi e sopra ci sono i calcari grigi e bianchi. Al di sopra abbiamo una fascia detta del rosso ammonitico o rosso asiago o rosso veronese, quello che viene utilizzato anche per la pavimentazione delle chiese, per non so, i banconi dei bar e via di seguito. E al di sopra avremo anche altri termini, quali ad esempio il biancone, che è quello che conferisce quell'aspetto molto dolce del paesaggio della parte centrale dell'altopiano dei Sette Comuni. Siccome il biancone si disgrega molto facilmente in placchette molto piccole, non riesce a dare origine a morfologie più o meno ripide, ma tende a arrotondare, diciamo così, il rilievo. Qui su cominciamo invece ad avere il calcare grigio che emerge e lo si vede perché cominciano ad esserci delle paretine abbastanza significative, quindi il rilievo diventa un po' più accidentato, per poi diventare ancora più espressivo da questo punto di vista se si affaccia verso la Valsugana, che è subito qui dietro, dove abbiamo la scarpata settentrionale dell'altopiano dei Sette Comuni che va giù precipite sopra Borgo Valsugana. L'abbiamo detto, un posto meraviglioso sotto l'aspetto naturalistico per chi vuole fare sci da fondo, ma anche un posto molto suggestivo per quanto riguarda l'ambientazione storica. Ho il piacere di avere qui Filippo Menegatti, guida naturalistica ambientale dell'Altopiano, per parlare appunto dell'importanza di questo luogo, di questo comprensorio, ma in modo particolare di questo luogo durante il primo conflitto mondiale. Certo, buongiorno. Non si può sicuramente non parlare dell'altopiano senza prendere in considerazione gli eventi della Prima Guerra Mondiale. Basti pensare che dal giorno d'inizio della Prima Guerra Mondiale, della dichiarazione, il 24 maggio 1915, fino alla chiusura, 41 mesi dopo, il 4 novembre 1918, con la firma dell'armistizio tra l'Italia e l'Austria-Ungheria presso Villa Giusti a Padova, l'altopiano è stato prima linea. Qui in particolare ci troviamo in una zona di scontri cruentissimi. Adesso siamo in un ambiente innevato molto particolare e molto candido, ma dovete pensare che durante la stagione primaverile e la stagione estiva si possono notare centinaia di migliaia di buche di granata, gallerie, trincee scavate in 41 mesi in cui queste montagne sono state teatro di asprissimi scontri. Tornando al 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, qui poco distante da noi si trova uno dei forti italiani che ha dato praticamente avvio alla Prima Guerra Mondiale, il Forte Verena, a quota 2000 metri. Alle 3:55 del 24 maggio 1915 spara il primo canone verso il fronte che si trovava di fronte, verso il forte che si trovava di fronte, il forte di Pistovezena. Da qui inizia praticamente la guerra dell'Italia e la guerra dell'altopiano. Successivamente, durante i primi mesi del 1915, si avranno alcuni scontri sulla zona di Vesena e del Basson, in particolar modo, in cui le brigate di fanteria Ivrea e Treviso troveranno una fine tragica. Successivamente l'inverno del 15 rallenta un po' quello che succede, gli eventi bellici, e ritorniamo al 1916. In particolare da far notare di questi luoghi il 1916, il maggio, in particolar modo, quando l'Austria decide di attaccare in massa, l'Austria-Ungheria decide di punire l'Italia e dà avvio appunto alla spedizione punitiva, conosciuta anche come straspedizione. Nel 1916, a metà maggio, dalla zona del Verena, dalla zona
del Portugal affluiscono in massa truppe austriache e praticamente dilagano in tutto l'altopiano. L'esercito italiano è costretto a difendersi come può, le linee non erano ancora appena abbozzate e si praticamente retrocede fino alla linea delle Melette. Successivamente si vedranno numerosi scontri anche in questa zona. Qui ci troviamo nella piana delle Moline e siamo appena sotto la zona dell'Ortigara. L'Ortigara diverrà famosa però nel 1917, successivamente agli scontri del 16 la guerra prende un carattere di staticità, si torna a fare quello che si temeva fino all'inizio, cioè una guerra non dinamica, veloce come doveva essere inizialmente sviluppata, ma una guerra di trincea. Nel 1917 gli italiani si arenano praticamente tutta sulla linea Cima-Cagliera, Posto della Scala e Montelozze, e da lì, sebbene tenteranno innumerevoli volte di arrivare sull'Ortigara, non riescono a sfornare il fronte. Si riesce a salire a quota 2105 dell'Ortigara solamente a metà giugno del 1917, il 25 giugno, ma le posizioni saranno indifendibili e già dal 29 giugno l'esercito italiano sarà costretto a ritirarsi verso la zona del Cagliera e la seconda linea nostra italiana. Successivamente abbiamo che l'Austria decide di attaccare e di portarsi avanti, ma fortunatamente la nostra linea resiste e riusciamo ad arretrare nuovamente fino alla zona delle Melette, Montefiore, Montespil, nomi già resi famosi nel 1916, ma anche grazie all'arrivo della Brigata Sassari, una brigata di fanteria specializzata che già si era distinta sul Carso, riusciamo a resistere. Si conclude per o male il 1917 e riusciamo a rimanere aggrappati con le unghie e con i denti, come il colonnello Graziani dirà poi successivamente, all'altopiano e alle appendici sud-est della Cro dell'altopiano. Io ti ringrazio per questa carrellata, per questo inquadramento storico veramente molto completo su tutto quello che è stato sugli tragici, possiamo dire, anche eventi che ci sono stati fra il 15 e il 1915 e il 1918, queste terre che hanno dato molto alla nostra nazione e a tutta l'Italia. Per ora è arrivato il momento della prima interruzione pubblicitaria, noi ci vediamo magari fra qualche istante per invece entrare nello specifico di quello che è successo proprio in queste zone. Tra pochissimo vi aspetto. Lo scenario, come potete vedere dalle bellissime immagini di Davide Segalini, è veramente spettacolare. Sarà anche per la giornata di sole che abbiamo trovato quest'oggi, e pensando che quando siamo partiti da Padova stamattina c'era una visibilità di nebbia che era veramente ridottissima, arrivare qui e trovare una giornata come questa è una cosa veramente molto molto bella. Ben trovati, seconda parte di Viaggiando e Viaggiando, puntata dedicata alla storia e alla natura dell'altopiano. Voglio ricordarvi che in questo momento ci troviamo a Malgamoline, quindi praticamente un po' ai piedi del Monte Ortigara, con Filippo Menegatti che sta curando con noi, che sta parlando della parte storica. Abbiamo fatto prima un'ampia introduzione per raccontare a tutti i nostri telespettatori come è stato il primo conflitto mondiale in generale qui sull'altopiano, però qui ci troviamo in un luogo molto particolare e molto significativo. Certo, qui come hai detto te Piero siamo nella zona delle Moline, subito a ridosso dei campi di battaglia dell'Ortigara, di Cima 12, della Cima della Cagliera, nomi per chi un po' è appassionato di storia sicuramente altisonanti. Già alla fine del 1916, con un inverno durissimo, qui i militari hanno avuto una vita molto complicata. Si racconta che sia stata scavata una galleria lunga quasi 6 km in mezzo alla neve, c'erano state delle precipitazioni eccezionali, si parlano di 6-10 metri di neve, pensate. Poi successivamente, con l'arrivo della primavera, tutto si risveglia e si risvegliano anche i grossi scontri. Gli italiani cercano di riconquistare l'Ortigara, siamo nel 1917 e in particolar modo a metà giugno. Il grosso della 52esima divisione
dell'esercito italiano assieme alla brigata Regina, alla brigata Piemonte e al 9° reggimento bersaglieri danno l'assalto all'Ortigara. Riescono a raggiungerlo il 25 di giugno dopo numerose perdite e numerosi feriti. Ci rimangono solamente 4 giorni, poi gli austriaci decidono che è ora di riconquistare le posizioni perdute e riassaltano in massa l'Ortigara dopo un fuoco di sbarramento di circa 500 bocche da fuoco, di circa 500 cannoni. Si pensa che sono stati sparati milioni di colpi, tra cui utilizzando dei grossi obici da 305 mm, 30 cm, dunque dei proiettili spaventosi. Gli italiani perdono l'Ortigara e devono ritornare sulle posizioni di partenza, cioè sulle Caliere, perciò si conclude con nulla di fatto. La cosa che ci tenevo a sottolineare, dicevamo anche all'inizio di questa puntata, oggi ci troviamo qui, siamo venuti in motoslitta, ma qui si può venire tranquillamente anche facendo una bella sciata partendo da Campomulo, ed è molto bello e molto significativo l'aspetto naturalistico, cioè qui si vede veramente la montagna con dei paesaggi che sembrano veramente nordici, ma è anche molto suggestivo ogni tanto soffermarsi e pensare a quello che c'è stato qui in questi luoghi da un punto di vista storico. Tu prima ci raccontavi e ci spiegavi che forse uno dei grandi nemici dei due eserciti, sia italiano che austro-ungarico, è stato proprio riuscire a sopravvivere qui d'inverno in condizioni climatiche veramente difficilissime. Certo, oggi abbiamo una giornata magnifica, non c'è una nuvola possibile immaginabile, ma dobbiamo immaginare che ci troviamo in una delle zone più fredde d'Italia, spesso si raggiungono i -20, le precipitazioni sono sempre molto abbondanti e soprattutto sono molto abbondanti anche alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera. Qui febbraio è da sempre stato uno dei mesi più copiosi come cadute di neve. La vita degli militari era sicuramente difficile, certo gli scontri in inverno si fermavano, però comunque le linee dovevano essere presidiate, gli uomini rimanevano al fronte, magari a ranghi ridotti, ma comunque c'erano, e dovevano combattere con il freddo, con la fame, con le malattie. Una piccola ferita poteva comportare tranquillamente la morte. Adesso siamo abituati, cioè uno si rompe una gamba, va in ospedale e tranquillamente si ripara. Agli anni della prima guerra mondiale avere una frattura del genere era praticamente a rischio di perire, di morire. Scale di corsa, una lacrima in tasca, 2 occhi smagnosi, non cerchi ragazzi ma non giochi più. Noi stiamo tornando al campo base, al Malga Campomulo, però ci siamo soffermati, ritroviamo di nuovo Gianni Frigo perché vogliamo parlare appunto dei diversi habitat ambientali che quest'oggi vediamo scendendo da quota quasi 1700, dove eravamo a Rifugio Moline, a Malga Moline, a Rifugio Adriana, a qui che siamo praticamente quasi arrivati alla nostra meta, al nostro rifugio base. Praticamente scendendo ci siamo resi conto che pian piano le condizioni climatiche cambiano. Si scende di quota e questo vuol dire che la temperatura e l'escursione termica soprattutto è meno accentuata e soprattutto si comincia a sentire l'influsso delle correnti meridionali che portano umidità anche durante il periodo estivo attraverso la deposizione non tanto di fenomeni meteorici quali piogge e via di seguito, ma di rugiade, brine e cose di questo genere. Il risultato pratico è che le condizioni si trasformano in realtà più adatte alla presenza del faggio. Voi vedete ad esempio qui sulla nostra sinistra che abbiamo la comparsa di questa pianta che tende a inserirsi al di sotto dell'abete rosso che abbiamo trovato fino a questo punto e che dal punto di vista della quota è più adatto in quanto durante l'inverno scarica completamente le foglie, non solo. Il faggio, dicevo, al posto dell'abete rosso ha un accrescimento di tipo polipodiale, vuol dire che praticamente ha la capacità di rigettare da rami laterali che possono assumere il ruolo di gemma principale, quindi di sviluppo per il fusto principale. Viceversa l'abete rosso, come moltissime altre conifere, ha un accrescimento monopodiale, cioè la gemma apicale è sempre prevalente rispetto a quella laterale. Il risultato pratico è che siccome la quota è più bassa e le nevicate che arrivano qui sono più calde, la neve è più umida e riesce a rimanere sulle piante in maniera più cospicua.
In poche parole, l'abete rosso è adatto a un clima dove le temperature sono più basse, la neve è farinosa e le piante riescono a scaricarla più facilmente. Il risultato di questa peculiarità dell'abete rosso è in un danno che esso subisce quando cresce a quote troppo basse, dove la neve, vi ripeto, è pesante e bagnata. Vediamo un esempio proprio qui alle nostre spalle. Alle nostre spalle infatti abbiamo uno schianto causato dal fenomeno dell'accumulo di neve bagnata sulla sommità della pianta, che poi, proprio perché siamo anche in vicinanza di una bocchetta, cioè di un punto dove l'aria si incanala e quindi i venti sono più violenti, tende a farla oscillare fino a quando la pianta viene schiantata. Ora, se succede al faggio, questo non comporta un grosso problema per la pianta, perché qualunque altro rame prende il posto della gemma apicale, ma se capita invece l'abete rosso, questo si trasforma in un accrescimento in diametro del tronco che continua, ma viene rallentato enormemente, se non addirittura impedito, il crescimento verticale. Quindi abbiamo dal punto di vista tecnologico una perdita di valore della pianta, e questo comportava fino a qualche tempo fa l'asportazione completa di questi schianti dal bosco per lasciare più spazio alla crescita degli altri. È da sottolineare il fatto che questi schianti possono essere sì naturali, ma sono stati oltretutto incentivati dal fatto che abbiamo, per motivi economici e tecnologici, piantato l'abete rosso anche a quote molto basse. Tutta la parte centrale dell'altopiano di 7 comuni dopo la prima guerra mondiale era completamente stata tagliata a raso, e la piantumazione che è stata effettuata è stata fatta tutta con abete rosso, al di sotto della quota in cui in realtà questa pianta trova la sua area elettiva. Certo, le conseguenze sono che questi danni sono particolarmente significativi, soprattutto con le nevicate primaverili, quelle più tarde, che sono più calde. Pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo, a pensarci è così. Chissà dov'è l'ultima parola che riguardava te. Ma sei siamo arrivati ormai alla fine anche di questa puntata, ma dopo un'escursione come quella che abbiamo proposto naturalmente bisogna fare una pausa, e non c'è posto migliore in questa zona di venire qui al rifugio Campomulo per gustare alcuni prodotti tipici. Io ringrazio naturalmente Michele Finco che ci ha preparato una tavola con alcuni che sono tra i prodotti tipici della zona. Sì, perfettamente. Allora, una piccola, come possiamo dire, panoramica veloce, sì, ecco, su quelli che sono proprio i prodotti tipici dell'altipiano, quindi iniziando dagli affettati, lo speck di Asiago, la soppressa e l'immoncabile formaggio Asiago nelle sue varianti di fresco, mezzano e chiaramente lo stagionato, abbinato sempre, bagnato sempre da un ottimo vino, qui di zona, quindi veneto, e poi una cosa velocissima da finire, lo strudel tipico, quindi con le mele, l'uvetta, i pinoli e la cannella, accompagnato, perché no, da un po' di miele della Rigoni o le marmellate della Rigoni, e per finire chiaramente la grappa immancabile dell'altipiano di Asiago, e per scaldarsi dopo queste giornate di freddo e queste escursioni con la motoslitta. A proposito, io volevo chiederti se potevi dare, io naturalmente ringraziando te ringrazio tutta la famiglia Segafredo per la grande ospitalità e la disponibilità che ci ha messo a disposizione appunto le motoslitte, però si possono fare delle escursioni in motoslitte, si possono fare delle meravigliose cespolate, vogliamo dare un numero telefonico per avere delle informazioni dirette? Sì, certo, vi lascio il nostro numero che è lo 0424 445 115 e troverete tutte le informazioni in merito appunto a queste escursioni sulle motoslitte e su questi panorami stupendi che l'altipiano di Asiago ci offre.
I panorami in queste 2 puntate sono stati veramente strepitosi, naturalmente grazie anche a delle giornate veramente molto belle. Altre informazioni di servizio, il sito internet del Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni, www.asiago7comuni.to, comunque l'avete visto in sovraimpressione anche nel corso della puntata. Siamo alle battute finali anche di questo appuntamento con Viaggiando, alcune informazioni di servizio per quanto ci riguarda, il nostro indirizzo di posta elettronica se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci qualsiasi informazione, viaggiando@telechiara.it. Voglio ricordarvi che anche questa puntata sarà possibile rivedere sul nostro canale di YouTube facendo su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome sottoscritto, quindi Piero Brazzale, oppure Telechiara Produzioni, oppure Viaggiando. La settimana prossima ancora dall'altopiano di Asiago e dei 7 comuni per altre offerte turistiche. Con questo è proprio tutto, grazie ancora per l'ospitalità, ringrazio tutte le persone che sono intervenute anche quest'oggi e l'appuntamento con noi fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto. Viaggiate assieme a noi.